Parlaci un po' di te, quali sono le tue caratteristiche? Sei un centrocampista, ma principalmente appunto quali caratteristiche hai? Solitamente quando gioco in centrocampo mi piace gestire il pallone, comunque avere sempre il comando del gioco, toccare tanti palloni e comunque girare palla da destra a sinistra, questo è il mio obiettivo. Parlavi di giovanili, ci spieghi un po' il tuo percorso. Beh, io ho iniziato al Vittorio Veneto Falmec, squadra comunque nativa, e poi sono passato al Pordenone dove ho fatto 4 anni di professionismo. Purtroppo dopo il fallimento ero rimasto senza squadra, ma ho fatto un provino al Sutiro e mi hanno preso per 2 anni per poi essere venuto qua. Che cosa ti ha spinto di questo progetto di Treviso? Beh, mi ha spinto sicuramente, vabbè, la città, la storia che c'è dietro la squadra e anche subito le parole del direttore sportivo mi hanno impressionato fin da subito e infatti non ho avuto dubbi sulla decisione da prendere. Che, che campionato vorresti fare, insomma, dal punto di vista personale e anche dal punto di vista ovviamente della squadra? Beh, parlando di gruppo, sicuramente noi siamo concentrati per fare il meglio possibile comunque per portare a casa il nostro obiettivo, riportato dal presidente. Poi personalmente io ovviamente cerco sempre di fare il meglio di me, di giocare sempre il più possibile, di dare sempre il tutto per la squadra. Come si vive il ritiro qui ad Arte? Beh, diciamo che è il mio primo ritiro, quindi non è stato semplicissimo all'inizio, però adesso mi sto integrando, un po' faticoso, però fa parte di tutto del mondo del calcio, quindi. Cosa ti piace e non piace del ritiro, diciamo? Beh, non mi piace molto la parte fisica, quindi quando si deve correre, la parte con un po' più di intensità, però tutto sommato fa sempre bene, mentre quando si sta con la palla tutti assieme, così le partitine a fine allenamento, quella è la parte migliore secondo me. Oltre al calcio hai fatto qualche altro sport? Ti sei innamorato subito del calcio? Beh, diciamo che fin da piccolo sono sempre stato col pallone tra i piedi e quindi mi sono sempre innamorato, ho iniziato a 4 anni circa e non ho mai smesso. E ricordavi appunto della storia del Treviso, c'è qualche, tu sei giovane ovviamente, ma c'è qualcosa che anche da bambino ti ricordi magari del Treviso, qualcosa? Bah, onestamente io sono nato comunque cioè alla fine 17 anni fa, quindi non è che ho molti ricordi riguardo il Treviso tra i professionisti, però sicuramente le immagini quando era in Serie A, anche nonostante non abbia fatto sempre bene, sono rimasti in testa. Ecco, rimanendo ai professionisti, c'è un giocatore a cui tu ti ispiri particolarmente del calcio maggiore? Beh, del calcio maggiore io mi ispiro a Tony Cross, che comunque abbiamo, tra virgolette, lo stesso fisico, stessa statura e cerco comunque di medesimarmi in lui nel giocare la palla e stare sereno in campo. Una crescita che può essere per te e per la squadra, anche in prospettiva appunto di poter andare magari puntare alla Serie C, no? Beh, sicuramente la Serie C è un sogno e io vorrei comunque migliorarmi il più possibile per rendermi al massimo per la squadra, per essere sempre disponibile e migliorare appunto le mie incertezze, i miei dubbi, grazie a appunto i più vecchi, i più veterani che mi insegnano sempre tanto. E cosa ti dicono i veterani? Qual è il maggior consiglio che ti viene dato? Di giocare in modo sereno, senza pressioni, che sono qui per imparare, che anche se sbaglio ci sono loro, che rimediano ai miei sbagli, questa è una cosa importantissima. Due trevigiani nella rosa, quindi un onore in più, no? Sì, sì, sicuramente. Beh, diciamo che era da tanto che non provavo questa esperienza vicino a casa, essendo che abito fuori da ormai 3-4 anni e ritornare a casa fa sempre bene. E parlando della tua infanzia calcistica vittoriese, c'è qualcosa che ricordi con piacere dei primi movimenti lì? Ma io il primo ricordo che ho è sempre nel campo La Vittorio Veneto, allo stadio, la corsa contro un pallone. Io ai tempi giocavo con il 2005, quindi non era semplicissimo, un po' mi arrabbiavo, qualche volta piangevo, però comunque mi sono sempre divertito al massimo. Sì, sì, questi sono i ricordi principali. Cosa ti colpisce dell'allenatore dal punto di vista tecnico e anche su come organizza la squadra? L'allenatore si vede che ha qualità, arriva comunque dalla Serie B, campionato dove militava anche la mia ex squadra precedente. Diciamo che lui è molto bravo a integrare i giovani con i vecchi, sicuramente. Anche lui, nonostante sbagli, ti aiuta sempre, cerca sempre di migliorarti perché lui sa il tuo potenziale, appunto sa il mio potenziale, lo sta conoscendo e speriamo che me lo tiri fuori e che io riesca a tirarlo fuori. Grazie. In bocca al Prego, lupo. grazie mille.